essere libraia in un festival come Seneghe è un piacere, perché il pubblico che arriva a Seneghe è un pubblico che è già abbastanza selezionato, perché è un pubblico colto che viene per sentire poesia, per ascoltare gli autori e di conseguenza poi fa le scelte in base al piacere dell'incontro, e quindi la vendita, come dire, è più semplice e anche più gratificante. Insomma, noi diversi anni che facciamo parte, ormai 15, dell'organizzazione del Festival di Seneghe, vediamo che è in continua crescita e che il pubblico sceglie, diciamo che è eterogeneo, nel senso che vendiamo molta poesia. Infatti quest'anno i dati di vendita ci hanno detto che tra le librerie Ubik di tutta Italia abbiamo una percentuale maggiore di vendita di libri di poesia, che questo ci fa onore, perché la poesia, come sapete bene, in Italia non è che esatto, non è acquistata tantissimo, però poi hai il pubblico anche che ti compra molta narrativa, molto bene si vendono anche i libri per bambini, perché quasi ci aspettano ogni anno per poter vedere le novità. L'incontro con gli autori è importantissimo, e vederli, e vedere che gli autori, noi siamo abituati in libreria perché facciamo anche tante presentazioni in libreria e quindi capiamo che l'incontro con i lettori è importantissimo. Durante il festival è ancora più bello perché loro stanno tutto il tempo, non stanno solo nel momento della presentazione, quindi girano nel paese, incontrano le persone, vengono anche qua nel nostro punto vendita. E poi è bello vedere il lato umano dello scrittore, che comunque viene qui e verifica se il suo libro c'è, perché quello è importante. Magari lo fa non proprio direttamente, o se non lo dovesse trovare lo chiede, però sì, insomma vuole verificare che anche il suo libro ci sia, quindi voglio dire, alla fine anche, giustamente dico, perché avvengono anche delle cose simpatiche. Esatto.